Io sono rimasto orfano all'età di 19 anni nel 1997, quando ancora non c'era neanche il termine femminicidio, e quindi ero il classico orfano invisibile dove nessuno mai si è posto il problema di che io esistessi e se avessi avuto bisogno di qualcosa. Giuseppe Del Monte ha avuto la forza di trasformare il dolore più profondo in un impegno concreto contro la violenza di genere. È nata per questo, il 15 aprile 2024, Olga, Educare contro ogni forma di violenza, un progetto che porta il nome della madre, Olga Granà, uccisa nel 1997 dall'ex marito. Oggi Giuseppe ha ricostruito la propria vita e ha scelto di trasformare quella storia in un messaggio che racconta di prevenzione, formazione e tutela delle vittime di violenza, ma anche di tutti quei figli rimasti orfani che troppo spesso diventano invisibili per la società. Io e i miei fratelli ce la siamo dovuti cavare da soli, nell'indifferenza più totale dal punto di vista istituzionale. È stato un percorso molto lungo il mio, 20 anni di silenzio, anni di psicoterapia, una volta che sono cresciuto e mi potevo permettere appunto di pagarmi una psicoterapia. E dopodiché, una volta elaborato questo lutto, ma ripeto, ci ho messo tanti anni, mi sono dedicato appunto a questa tematica e oggi tutto il mio dolore, diciamo così, si è trasformato in un impegno sociale. Con questo obiettivo l'Ordine degli Psicologi del Veneto, in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, ha organizzato sabato alla Fondazione OIC di Padova il convegno Femminicidio e Orfani Speciali, tutele, prevenzioni e interventi integrati, con uno scopo ben definito: promuovere un cambiamento culturale, perché solo così si può fermare davvero la violenza. Il reato di femminicidio è una cosa terribile, ma che porta con sé degli strascichi a lunghissimo termine e che questi bambini, questi minori diventeranno degli adulti, dei cittadini, ed è giusto che questa società faccia di tutto per avere dei cittadini, per avere degli adulti che stiano bene e sereni con loro stessi. Quindi l'unico modo per farlo è far modo che tutte le figure che sono coinvolte in queste tematiche parlino insieme, si confrontino, siano consapevoli di quello che si sta facendo e di quello che possono fare.